facciamo prima a non averla la malattia che a averla. Questo, e la faccio breve, mi porta semplicemente a chiedervi veramente col cappello in mano il vostro aiuto. Questa è la richiesta degli allevatori di suini al mondo venatorio per la lotta alla peste suina africana. Un flagello che ha già fatto fallire decine di aziende tra Liguria, Lombardia e Emilia-Romagna e che ora è a meno di 90 km dai confini del Veneto. Vedere e sentire famiglie, persone, uomini di 60 anni, magari alla terza, quarta generazione di aziende, ma aziende, parlo di aziende 300-400 ettari di terra, strutturate, 5, 6, 10, 15 mila maiali, piangere come bambini perché la banca ti chiede i pagamenti, ma che pagamenti gli fai? Se i maiali non ce li hai, oppure se ce li hai te li pagano sotto il costo di produzione. L'appello nella serata organizzata in municipio dalla riserva alpina di Pederobba, di fronte ad oltre 200 cacciatori, ai quali è stato chiesto anche dalla Regione Veneto di aumentare l'abbattimento dei cinghiali, principali vettori della malattia. In Regione Veneto, mediamente in un anno vengono abbattuti circa 6.500 cinghiali. Quest'anno la richiesta che viene fatta alla Regione Veneto da parte del Ministero attraverso ISPRA, che secondo i calcoli che sono stati fatti ha ridistribuito una percentuale degli abbattimenti previsti a livello nazionale, e quelli che sono capitati al Veneto sono 13.400, quindi oltre il doppio di quello che si è fatto negli anni passati. Ennesimo segnale di come l'epidemia possa espandersi ovunque, tenendo conto che ci sono dei focolai in Calabria, in Sicilia e anche a Roma, dove un cinghiale positivo è stato individuato vicino al Vaticano. E, hanno sottolineato gli allevatori, basta questo per distruggere un'economia. 1350 km quadrati, un cinghiale positivo, gli allevamenti che sono coinvolti all'interno di questo areale, i loro maiali non li vuole più nessuno. Questo è il motivo per cui noi allevatori ce la stiamo letteralmente facendo sotto. Dai cacciatori la risposta è stata positiva, con una richiesta ben precisa. Ecco, però sarebbe il momento di chiedere una rivalutazione del cacciatore, perché in Italia il cacciatore è ancora visto come una persona vegetale. Quindi dateci in cambio questo, visto che noi vi diamo di cuore gratis un'attività.